Ed è finalmente primavera, sebbene la neve in certi frangenti sia ancora presente alle quote che variano dai 1100-1200 metri in su. Mi trovo nel Primiero, lungo la Val di Primiero, per un anello escursionistico tra quelli più appetitosi ad inizio di primavera, giusto per sgranchire un po' le gambe e allungare leggermente il passo su di una bellissima passeggiata, ma che per quanto sia una bellissima passeggiata è comunque una giornata quasi completa da dove camminare. È il Anello dei Tasedi, partendo direttamente da Mezzano, risalendo dei bellissimi sentieri attraverso i boschi, giungere così ai prati di San Giovanni e al Rifugio Caltena. Rifugio Caltena che è il punto più lontano dell'intero itinerario, per poi rientrare nuovamente da un versante opposto, nuovamente al punto di partenza di questo bellissimo anello primaverile. Andiamo! Ed è la Valle del Primiero, questa bellissima, turistica e lussureggiante vallata che si pone proprio ai piedi del grande massiccio delle Pale di San Martino, pale che oggi rimangono un po' nascoste da questa giornata un po' offuscata dalle nuvole. Punto di partenza per l'Anello dei Tasedi che sto per affrontare ora, il centro abitato di Mezzano, per salire direttamente attraverso i boschi in quello che si compone poi l'anello stesso, questa lunga passeggiata, questa bellissima passeggiata attraverso boschi, attraverso prati, masi e fienili. Credo che sia il miglior biglietto da visita per dare inizio alla nuova stagione e che finalmente primavera sia, con questa mia prima uscita così carica di desiderio di raccoglimento, di riflessione, una facile camminata sebbene anche abbastanza lunga, ma che comunque come inizio stagione, tenendo un po' alla volta da parte, salutando un po' alla volta quello che è stato l'inverno, guardando quindi alla nuova stagione sicuramente con uno spirito molto particolare, ma soprattutto molto riflessivo. E l'anello in questione, l'Anello dei Tasedi, è perfetto per iniziare un nuovo cammino, ma soprattutto per andare contro a una nuova stagione. E dalla piccola località di Melai, che è un piccolo borgo del comune di Mezzano, il sentiero 728 inizia così a salire attraverso questi bellissimi boschi. Un po' alla volta mi allontano dal traffico, da tutto ciò che la valle stessa come centro abitato e centro di comunicazione molto importante tra le Dolomiti Bellunesi, il Veneto e il Trentino porta con sé, con echi che ovviamente si disperdono all'interno di queste zone, ma un po' alla volta su questo sentiero un po' impegnativo, ma che comunque porta con sé le migliori caratteristiche dei boschi, un po' alla volta tutto questo che mi lascio alle spalle, la civiltà inizia un po' alla volta proprio a lasciarmela alle spalle, fino a che tra un po' raggiungerò Bosco Tasè, un'altra località molto importante che
entra a far parte di questo anello dove un po' alla volta le cose cominceranno a cambiare ed entreremo insieme all'interno di un mondo molto più tranquillo, molto più sereno e ovviamente molto più silenzioso. La primavera non arriva mai soltanto nel paesaggio, accade anche dentro di chi sa fermarsi ad ascoltarla. È una stagione che non si impone ma si svela a poco a chi accetta di camminare senza fretta, senza meta precisa, lasciando che siano i sentieri a scegliere il passo. C'è una necessità sottile, quasi dimenticata, di solitudine in questo risveglio del mondo. Non una solitudine che isola, ma quella che restituisce. Camminare da soli tra alberi che tornano a respirare, tra rami ancora incerti e germogli ostinati, significa ritrovare un ritmo che non è quello dell'orologio, ma quello del sangue, del respiro e della terra stessa. Il sentiero diventa allora una soglia, ogni passo allontana dal rumore e avvicina a qualcosa di più essenziale. Il vento tra le foglie non chiede attenzione, ma le merita. Il canto degli uccellini non si offre come spettacolo, ma come presenza. Ed ora un po' alla volta, sebbene da valle giungono ancora alcuni echi di civiltà, definiamola così, arrivato a questo punto, con queste prime baite che trovo in questi primi spazi erbosi, inizia per me il viaggio, quello vero, inizia l'alchimia, inizia quella mia immersione all'interno di questa montagna, di questi luoghi, di queste strutture antichissime, piccole baite, dei fienili che hanno visto chissà quanti inverni, chissà quante estati, chissà quanta gente è passata di qua ad ammirare questa loro naturalezza, questa loro bellezza, ma soprattutto questo loro silenzio che sembra proprio venire assorbito dalla natura stessa. Tajadoi, a circa 1000 metri di altitudine, il mio cammino prosegue seguendo sempre il sentiero 728 in direzione dei prati di San Giovanni. La meditazione in primavera non è fatta di parole né di silenzi forzati. È un ascolto diffuso, un abbandono vigile. È lasciare che i pensieri si sciolgano come neve tardiva, senza trattenerli, senza giudicarli. Camminando il corpo ricorda ciò che la mente ha dimenticato, che esistere è già un movimento sufficiente, che ogni passo è una forma di presenza. E dopo essere uscito inizialmente dai boschi e seguire per un tratto la strada forestale, quella interna, sono rientrato nuovamente all'interno dei boschi. Ora il sentiero è leggermente più, soprattutto la parte iniziale di questa nuova deviazione è leggermente più impegnativo rispetto a quello che mi sono lasciato alle spalle, però c'è la magnificenza di essere nuovamente tornato tra i boschi, di essere nuovamente immerso tra questo silenzio dove solo i miei passi e il mio respiro infrangono un attimino questa bellissima pace, ma soprattutto questa bella contemplazione con me stesso. E quello che è il rapporto che io ho con la foresta,
con questi arbusti secolari, vecchi di chissà quanti anni, alcuni di loro, è sempre un confronto molto particolare, molto personale, anche perché mi dà l'opportunità di, soprattutto in queste situazioni in cui cammino da solo, non ho incontrato praticamente anima viva fino ad ora, diventa un momento di un confronto tra me e la natura. I boschi stessi, gli alberi, sono quelli che per me rappresentano la natura sotto forma di questi alti arbusti, di questi alberi secolari, di questa loro forza, di questa loro possanza che in certi tratti di questi boschi invadono pacificamente quello che è il loro territorio. È un confronto che mi fa star bene, mi fa sentire bene soprattutto con me stesso. Il camminare anche sulle foglie, toccare nuovamente dopo mesi di neve, di ghiaccio, toccare nuovamente il suolo di madre terra è sempre una sensazione che ovviamente amplifica maggiormente questo rapporto che ho con la natura, che ho con queste foreste e soprattutto in questi passaggi così particolari, prima di giungere nuovamente al cielo aperto, sebbene ora nuvoloso, coperto dalle nubi, ma comunque sia prima di tornare nuovamente, entrare nuovamente in una dimensione fatta di prati e di malghe, di baite, di fienili, di tutto ciò che quest'angolo del Primiero ovviamente custodisce in maniera molto segreta, ma diciamo che in questi frangenti ne approfitto per me stesso, ne approfitto per tante cose mie, riflessioni, pensieri, come tutti i problemi da risolvere della vita, della quotidianità, ma soprattutto quelli che sono gli aspetti della vita che vorrei. Non mi manca tanto, mi manca solamente un colpetto di fortuna, mi manca solamente quel pizzico di attenzione da parte di chi potrebbe veramente realizzare i miei sogni. Ma rimango fiducioso e continuo all'interno di questa meravigliosa e silenziosa natura il mio cammino fatto di speranza e ovviamente di tante richieste. Seguire un percorso della natura da soli diventa allora un gesto antico e necessario. Non si tratta di cercare qualcosa, ma di permettere a qualcosa di emergere. E spesso ciò che affiora non ha forma né nome, ma ha il peso leggero della verità. Siamo parte di ciò che osserviamo e nel momento in cui lo riconosciamo smettiamo di sentirci separati. Così la primavera, fuori e dentro, si compie. Oh yeah! Ed ecco uno dei primi punti di vista, uno dei primi panorami che guardano verso i versanti più meridionali della Valle del Primiero, la lunga cresta rocciosa del gruppo delle Vette. È una cresta rocciosa ancora completamente immersa dall'inverno, non c'è molta visibilità in questa giornata, ma la cresta stessa, da un punto di vista geografico, sotto i miei piedi tengo la Val Noana. Da un punto di vista geografico, dicevo, è la linea di confine tra il Trentino e il Veneto, tra le Dolomiti di Primiero e quelle che, dal versante opposto, dà vita al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Sempre più solo, sempre più isolato dal resto del mondo. Dopotutto la magia di questo anello è proprio data da questa sensazione, da questo privilegio. Ora mi sto per avvicinare
ai prati di San Giovanni cominciano anche a prendere vita i primi prati, una buona parte di loro ancora un po' coperti dalla neve, queste piccole baite, queste piccole proprietà private, perché si tratta tutte di baite private che rimangono qui ora in attesa che la primavera avanzi, che la neve si dissolva definitivamente e brillare al sole di una primavera che ormai manca poco per essere così, per essere vissuta da me come da tutti gli appassionati di escursionismo, per tutti quelli che amano vivere intere giornate all'interno di questi ambienti così meravigliosi. Anche se oggi sembrerebbe che le previsioni diano pioggia nel pomeriggio. Vediamo. Ed eccomi ai prati di San Giovanni. Mi trovo a circa 1200 metri di altitudine. Tutto l'ambiente che mi circonda, le alte le vette ancora innevate dall'inverno, sono nascoste da nuvole, da foschia. Ai miei piedi la bellissima Val Noana, ed ora il cammino prosegue all'interno di questi prati per andare sempre più maggiormente alla scoperta di questo angolo del Primiero, che indipendentemente dal meteo vale sempre la pena di visitare, di camminarci sopra in tutta pace, serenità e tranquillità, ovviamente. E da qui, da questi prati, ora comincia una specie di viaggio nel tempo. È un po' come quando una decina di giorni fa vi ho portato con me lungo la valle del Vanoia, ai prati del Tognola, ai suoi masi. Anche qui i prati di San Giovanni, come anche altri luoghi all'interno di questo, definiamolo così, piccolo altipiano del Primiero, raccolgono a sé questi luoghi, questi antichi fienili, questi antichi masi, queste vecchie malghe tenute ancora molto bene, e quindi come per voler cercare di portare sempre quello che è il passato, la storia di queste montagne, la cultura di questa gente di alta montagna, di portarla ancora qui a noi. Bisogna saperla però apprezzare, bisogna muoversi all'interno di questi luoghi in silenzio e con il massimo rispetto per ogni minimo particolare, per poter così entrare, per sentirsi maggiormente far parte di una dimensione completamente diversa che nelle nostre città, nella nostra frenesia e la fretta ormai che ambisce la nostra quotidianità ormai è praticamente quasi del tutto dimenticata. L'immersione, l'alchimia, da come la vedo io,
di entrare in contatto con questi luoghi e di entrare in contatto soprattutto con me stesso in maniera molto più forte, si sente maggiormente quando tocco con mano queste vecchie mura che, come ho detto anche prima, di inverni e di stagioni devono averne viste tante, sicuramente più di me, sicuramente anche più di voi che mi state guardando. E quindi rispettare questi luoghi, ma soprattutto saper apprezzare la bellezza di questi luoghi. È una leggera nevicata che si mescola a un po' di pioggia, inizia ora ad accompagnarmi in questa mia seconda parte di giornata. Adesso io proseguo sempre lungo i prati di San Giovanni in direzione del rifugio Caltena. Però l'atmosfera veramente è meravigliosa, questo silenzio, questa debole pioggerellina con un po' mista, un po' di nevischio che sta ora cadendo, è una bella sensazione. Ma a prescindere da questo, il mio cammino quindi prosegue, mi sono un po' più vestito in maniera idonea perché adesso comincia a fare un po' più freddo, a questa quota siamo sui 1200 metri, c'è anche un po' di vento, quindi insomma l'inverno fa ancora sentire il suo respiro e quindi da questo bisogna come sempre riuscire a salvaguardarsi al meglio, a proteggersi al meglio. E tra i tanti luoghi di maggiore interesse di questo anello, di questo cammino, è una piccola chiesa, un'antica chiesa che porta il nome proprio della chiesa di San Giovanni. E qua, davanti a me, andiamo a vederla insieme. La chiesetta di San Giovanni ai Prati Liendri risale ai primi del Cinquecento e fu costruita dalla famiglia Scopoli, notai originari della Val di Fiemme. La chiesetta fu utilizzata nei primi tempi da carbonai e contadini che passavano le stagioni lavorative in quota nei pressi dei prati di San Giovanni e Caltena. Nel Settecento poi la chiesetta fu donata alla comunità di Mezzano che tuttora festeggia il 24 di giugno la festa di San Giovanni Battista ed Evangelista, a cui la chiesetta è dedicata. San Giovanni, assieme alle chiese di San Vittore, San Silvestro e Santa Romina, costituisce uno dei 4 vertici di una croce quasi perfetta chiamata la crosera. La croce, infatti, formata da 2 rette immaginarie, costituì nel passato simbolo di protezione e devozione per la comunità di Primiero. Ed ora direzione Rifugio Caltena. Non so se sia aperto in questa giornata, in questo primo weekend di primavera, anche se un po' di neve sta ancora cadendo. Proviamo, va. Un caffè adesso non ci starebbe assolutamente male. E lasciati i prati di San Giovanni per raggiungere il Caltena, si segue questa stradina asfaltata, non c'è più sentiero ora. Ma sì, va bene lo stesso.
Ed eccolo qui, a poco più di 1200 metri di altitudine, il rifugio Caltena. È chiuso, per cui niente pausa caffè, peccato, ci starebbe a quest'ora. E il rifugio è il punto più lontano dell'intero anello, quindi quel giro di boa che adesso tra qualche minuto mi vedrà scendere, quindi è un po', consideriamola un po' la quota massima questa dell'intero anello, che mi vedrà tra un po' scendere in direzione del punto di partenza di questa mattina. Sto parlando di Mezzano. Per ora 5 minuti, una piccola sosta per mangiare qualcosina a sacco e poi riprendere il cammino, andare verso valle, rientrare verso valle e quindi chiudere questa giornata. Ed ora inizia la lunga discesa per rientrare nuovamente al punto di partenza di questa mattina di Mezzano. Lascio il rifugio Caltena e seguo questa strada asfaltata in direzione dell'agriturismo Levale per poi prendere un sentiero, un camminamento, una strada decisamente molto più stretta di questa, che scende attraverso i boschi al punto di partenza di questa mattina. Andiamo! Ed è proprio all'altezza dell'agriturismo Levale che trovo le nuove indicazioni da seguire per Mezzano. La tabella da qui mi dà 1 ora e 50 di discesa. Adesso vediamo se sono tempistiche effettive, perché mi sa un po' esagerate, ma può essere che mi sbaglio. E questo è il punto di vista sicuramente più bello dove si può ammirare la bellezza delle Pale di San Martino, proprio in questo punto, dopo aver lasciato l'agriturismo Levale. Ovviamente una bella panoramica anche lungo la Valle del Primiero, il centro abitato di Fiera di Primiero e tutte le vette che poi dalle maestose Pale di San Martino poi proseguono sulla sinistra, dando vita così alla meravigliosa e selvaggia catena del Lago Rai. Ma oggi purtroppo non è così. Oggi le nuvole hanno fatto da capolino a questa mia giornata stupenda, meravigliosa, vissuta con tanta passione e tanta voglia di camminare, però mi toglie quello che da un certo punto di vista è lo spettacolo più bello, quasi alla chiusura dell'anello stesso, di ciò che è l'unica visuale che guarda non solo verso le Pale ma anche verso il Lago Rai di questo intero anello. Peccato, però so che lì ci sono nascoste in tutta la loro bellezza, in tutta la loro maestosità. Ed ora lascio la magia di questo anello, i punti più interessanti li lascio alle mie spalle, li lascio in quota. Questa stretta strada forestale ben asfaltata, la numero 728 come sentiero, ora scende
in direzione di Mezzano, rientro nuovamente all'interno dei boschi, solo che però rientro all'interno dei boschi ma non camminando sul sentiero, perché praticamente fino a Mezzano stesso, il punto di partenza di questa mattina, si snoda su serpentine in una lunga discesa attraverso questa strada interna. Ed è di poco più 600 metri il dislivello complessivo dal punto più basso di questa escursione. Sto parlando di Mezzano, del centro abitato di Mezzano, e il punto più in alto della giornata, il rifugio Caltena, a poco più di 1200 metri di altitudine. Rifugio che io oggi, il 21 di marzo per la precisione, ho trovato ancora chiuso. Da informazioni ricevute aprirà verso fine marzo, i primi di aprile, quindi sarà possibile fermarsi per la pausa di metà giornata, perché casca proprio a metà strada dell'intero anello. Sarà l'ideale o per mangiare a sacco in qualche posto, e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta di trovare un proprio posto molto molto particolare, personalizzato per noi, oppure fermarsi direttamente al rifugio per pranzare. Coprite l'intero anello all'incirca sulle 5 ore, qualcosina anche di più, per cui le tempistiche poi sono sempre individuali. Mi è piaciuta maggiormente la prima parte, quella che da Mezzano è salita attraverso i prati di San Giovanni per poi arrivare al rifugio Caltena. Si tratta di sentiero boschivo, strade battute, strade forestali, alcuni tratti di strada asfaltata come questa, però poi i prati di San Giovanni che guardano verso la cresta delle vette sono qualcosa di meraviglioso, come anche meravigliosa da scoprire, da prendere come spunto e da dedicare 5 minuti la chiesa, la vecchia antica chiesa di San Giovanni stesso. Invece la fase di rientro, dopo aver lasciato il rifugio, dopo aver attraversato la zona dell'agriturismo Levale e scendere direttamente in direzione di Mezzano, questa torna un pochino all'interno dei boschi nuovamente, ma non ha lo stesso fascino di ciò che mi lascia alle spalle e di ciò che è, diciamo, il 3/4 dell'intero anello, però insomma vale la pena. Ed è un percorso questo, come avete visto, ricco di piccoli masi, di fienili. Si tratta di tutte proprietà private, per cui, come sempre amo ripetere io, aver rispetto un attimino di ciò che non è nostro, senza doverne approfittare troppo, magari in quei casi in cui non sono presenti i legittimi proprietari. Una bella camminata, un bel anello primaverile, ve lo consiglio a primavera inoltrata, quando sarà già andata via tutta la neve e i prati, soprattutto quelli superiori come quelli di San Giovanni ed altri, saranno così liberi dalla neve, e sfruttare le belle giornate primaverili, soprattutto con quei primi alpeggi, perché sono zone dove vengono monticate durante l'estate, quindi è molto particolare vedere anche gli alpeggi, questi belli alpeggi all'interno di questo territorio, di questo paradiso naturale, a parte questa strada asfaltata, ma insomma anche questa ci sta. E questa è una camminata che mi ci voleva proprio. Avevo proprio bisogno, necessità di un bel cammino, anche lungo, non molto impegnativo, ma che comunque mi dasse l'opportunità di uscire un po' dagli schemi del turismo di massa, dagli schemi degli itinerari maggiormente conosciuti, soprattutto qui in questa zona della Valle del Primiero, che poi si innalza verso l'abitato di San Martino di Castrozza, tutto ciò che fa parte del territorio delle Pale di San Martino. Ciò che desideravo era proprio un cammino così particolare, a contatto con
inizialmente con una natura sicuramente che un po' alla volta si sta risvegliando dopo un lungo inverno, a parte la giornata così che nelle ore precedenti mi ha visto anche camminare, come avete visto, all'interno di una bellissima nevicata. Avevo bisogno proprio di staccare un attimino la spina da ciò che di norma sono i miei obiettivi, sono i miei itinerari, e quindi uscire un pochino dal turismo di massa ed inoltrarmi maggiormente in un turismo in luoghi maggiormente, diciamo, meno battuti dal turismo di massa, addirittura a volte in certe situazioni anche ben poco conosciute. Ne avevo bisogno ed è stata una giornata che ho indovinato in pieno, dove ho potuto ammirare per la prima volta, perché è la prima volta che cammino da queste parti, ammirare questi panorami, vivere direttamente questa natura, sebbene le nuvole insomma abbiano fatto un po' da ostacolo a tante meraviglie che sicuramente voi, con le giornate più belle, a primavera inoltrata, con i primi caldi veri e propri, inizierete un po' alla volta ad ammirare, se seguirete ovviamente il mio stesso cammino, il mio stesso percorso. Che dire, non si può altro che star bene. Quando si sta bene all'interno di un ambiente come questo, non ho trovato anima viva. Vi posso garantire che sono stato solo per sono quasi 8 ore che sono in giro io, perché sono partito prima, ma non ho trovato praticamente anima viva. E quando la natura risponde in questo modo, un po' come concedendoti un regalo, no? Regalandoti l'opportunità di vivere il suo mondo in modo solitario, questo fa bene, mi fa star bene. Ed è ciò che di tanto in tanto desidero, perché fa star bene e basta. E con questo meraviglioso suono delle campane dei paesi di montagna chiudo la mia giornata. E come sempre ringraziandovi di avermi seguito anche in questo mio nuovo video, con questa bellissima colonna sonora ora che mi accoglie proprio al paese di Mezzano. È vero che dall'agriturismo per scendere qui ci vuole circa 1 oretta e 30, e quindi confermo pienamente le tempistiche che ho trovato più a monte in questa fase finale di giornata. Alla prossima!